Ottava e conclusiva, premio Gea Gunn, 4 anni, non vincitore di 7.500 euro in carriera. Sono in 3 a non correre. Formon, Mou, Furia Light e Firit rimangono così in 10. All'1 Fantastic Adri, Adrian Gioni, 3 Folpec, Giuseppe De Filippis, 4 Fallaci di Casei, Artan Alilai, 5 Fabulous Fi, Manuel Pistone, 6 Friulano Jet, Roberto Faticoni, 7 Fatima Daghi, Giorgio Cassani, 8 Fuego, Nicola Bortolotti, 11 King Nobel, Enrico Bellei, 12 Flash Wind, Simone Levakovic, 13 Face to Face SBF, Filippo Monti. Macchina prende velocità, parte piano Friulano Jet. Partiti con veloce Fabulous Fi che prova a scavalcare Folpec. Sbaglia però numero della prima 8 curva, Fuego squalificato. Così Folpec rimane al comando nei confronti di Fallaci di Casei in terza posizione. Numero Fatima 5 Daghi. Fabulous FI squalificato. King Nobel dalla seconda fila che precede Face to Face SBF, Friulano Jet, Fantastic Adri. Folpec in vantaggio, va a completare i primi 400 metri di corsa in 38 e guida sempre su Fallaci di Casei, Fatima Daghi, King Nobel, Face to Face SBF, Friulano Jet. Si completano i 600 metri iniziali passati dal leader in 47,2 con Folpec che ora ha ridotto il ritmo e King Nobel muove allo scoperto trascinandosi Face to Face SBF. 800 metri iniziali passati in 1-2-7, sempre in vantaggio numero 12 Folpec Flash Wind squalificato. King Nobel che scavalca Fallaci di Casei, poi Fatima Daghi, Face to Face SBF. King Nobel si può parcheggiare per un attimo in scia Folpec. I due guadagnano un po' di terreno a Fallaci di Casei, poi Face to Face SBF che è all'esterno e prova ad avanzare. Quando siamo a 400 dal palo, a retta opposta alle tribune, passata in 14,8, si va sul piede l'1,17 con King Nobel che prova a muovere all'esterno di Folpec, cerca la difesa riallungando. Folpec in vantaggio, King Nobel che sferra l'attacco, poi Fallaci di Casei alle prese con Face to Face SBF, Folpec è ancora in vantaggio, ci prova King Nobel, si difende Folpec, insiste King Nobel sopravanza l'avversario, King Nobel nel finale vince nei confronti di Folpec e poi ancora Face to Face SBF. 1.16,4 ragguaglio per la vittoria di King Nobel, Enrico Bellei in sulky per il training di Mariona Tinchi, colori del signor Thomas Olsen, la vittoria del numero 11 King Nobel, figlio di Victor Gio che coglie la sua terza vittoria consecutiva battendo nei pressi del traguardo Folpec che si deve arrendere al secondo, terza Face to Face SBF.